Sì, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e che ci guardano, e continuiamo a parlare del processo Ambiente Svenduto, continuiamo a parlare dell'argomento principale, insomma, almeno da venerdì tornato ancora di più a essere uno dei temi caldi di questa fine estate 2024. Lo facciamo abbiamo ascoltato poco fa gli avvocati della difesa, adesso ascoltiamo le parti civili, le associazioni che hanno dato vita a questa indagine, a questo processo. Lo facciamo con Lunetta Franco di Lega Ambiente Taranto. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, dottoressa Franco, è chiaro che la delusione ormai questa è stata in qualche modo raccontata, recepita. Quello che mi chiedo è se le associazioni hanno speranza che questo trasferimento possa comunque condurre, prima parlavamo della giustizia, o se è davvero tutto finito secondo voi? Beh, questo naturalmente non possiamo saperlo e io mi auguro vivamente che così non sia, cioè che il nuovo processo che si farà a Potenza dia finalmente una verità giudiziaria, perché quello che voglio sottolineare, che noi di Lega Ambiente sottolineiamo, è che la verità purtroppo quella fattuale c'è e non si cancella, cioè il disastro ambientale, i malati e i morti purtroppo non si cancellano. Questo trasferimento a Potenza è solo una questione procedurale, non entra nella sostanza delle cose contestate agli imputati, delle cose gravissime contestate agli imputati, e quindi naturalmente la nostra battaglia non potrà che continuare e continuerà anche con la costituzione di parte civile nel nuovo processo. Ci auguriamo vivamente che sia più rapido e si arrivi a una sentenza in tempi meno lunghi di quelli che abbiamo avuto a Taranto. Nella nota che avete diffuso subito dopo la notizia dell'annullamento del processo di primo grado, sottolineavate il pericolo delle prescrizioni, cioè il fatto che rischia appunto di andare non tutto ma quasi per molti imputati in prescrizione. Sicuramente, già diversi reati sono caduti in prescrizione e altri quasi sicuramente, per i tempi del nuovo processo, per quanto possano essere rapidi, andranno in prescrizione. Probabilmente rimarranno in piedi reati più gravi. Naturalmente un'altra cosa che va sottolineata e che è particolarmente amara dal nostro punto di vista è che è possibile che con i tempi della giustizia alcuni imputati e soprattutto alcune vittime possano venire a mancare nel frattempo. Quindi noi abbiamo commentato ingiustizia è fatta, perché evidentemente la giustizia deve avere dei tempi certi e ragionevoli rispetto poi alla vita umana, e quindi qui stiamo parlando già di 10 anni buttati al vento e speriamo che Presidente le cose Franco, a Potenza vadano in maniera più rapida. Adesso naturalmente leggeremo le motivazioni della sentenza, certo, per capire. Ecco, però esiste anche un altro aspetto, che è quello non giudiziario. Sono passati 12 anni, la situazione è cambiata o siamo nella realtà dei fatti così come più o meno ci ritroviamo dal punto di vista giudiziario, cioè come eravamo nel 2012? Beh, no, questo non si può dire, per fortuna non è così, nel senso che la stragrande maggioranza delle prescrizioni dell'AIA sono state attuate e soprattutto c'è una produzione che è ridotta ai minimi termini, e quindi evidentemente meno produzione, meno emissioni. Però l'obiettivo è quello di tornare a diversi milioni. Dicevo, l'obiettivo è quello di tornare a diversi milioni di tonnellate all'anno. In quel caso che cosa potrebbe accadere secondo lei se aumentasse la produzione? Questa cosa ci preoccupa naturalmente, soprattutto se si raggiungeranno i 6 milioni, e quello che naturalmente vorremmo vedere sono, al di là delle dichiarazioni, i primi lavori per esempio per l'impianto per produrre il preridotto, perché poi si può parlare di forni elettrici e dare delle date quanto si vuole, ma se non vediamo poi gli investimenti ovviamente sono parole al vento. Evidentemente se non si risolve il problema dell'assetto societario dell'ex Ilva non avremo questi dati, ma è anche vero che noi speriamo, ci auguriamo, chiediamo con forza che il governo ponga dei paletti molto stretti ai nuovi investitori. Adesso lo sapremo il 20 settembre, tra pochi giorni. Certo.
Presidente Franco, hanno partecipato alle gare. Presidente Franco, mi sente? Sì. Volevo chiederle questo. Quello che è accaduto in questo caso non va ad acuire già una disaffezione generale rispetto a questi temi della città? È già molto difficile, voi lo avete denunciato tante volte, tra associazioni riuscire a coinvolgere, come fu un tempo, pensiamo alla grande manifestazione di Alta Marea e tanto altro, la città nelle questioni di Ilva. Sembra quasi che ormai sia rassegnata. Una questione come questa, che abbiamo detto essere una questione procedurale, quindi non va a ledere appunto nel senso comune quella voglia di chiedere a gran voce di cambiare le cose. Sicuramente è una batosta davvero pesante che fa ulteriormente perdere fiducia prima di tutto nella giustizia, purtroppo, e poi anche nella prospettiva di soluzioni che rendano finalmente questo stabilimento compatibile con la città. Evidentemente, tra l'altro 12 anni stancherebbero chiunque, ed evidentemente i cittadini di Taranto, quando vedono che non ci sono risposte, sono avvolti dallo sconforto, compresi noi, insomma. Certo. Noi evidentemente continueremo a combattere e cercheremo sempre più di coinvolgere la città, perché questa è una questione assolutamente troppo importante.